Dopo la netta vittoria in Coppa Italia contro il Mascali, il Santa Venerina debutta in campionato sul campo del neopromosso Riviera Nord. Partita che nasconde insidie visto anche il pareggio conquistato sul campo dai messinesi contro il Villafranca. Stesso schema visto settimana scorsa per mister Calvaruso, il 4-3 ma con delle novità. Tra i pali c'è il classe 2008 Pietro Maniscalco al posto di Buallegue. In difesa con i confermati Lopez e Gulli c'è Spampinato centrale e Daniele Scapellato a sinistra. In mediana spazio a Biondi accanto a Basile e Fabrizio Scapellato. Confermato il tridente offensivo composto da Sinatra, Carbonara e De Leonardis. Rossoblu che partono forte, hanno subito un calcio di punizione, lo batte Sinatra con deviazione, sopra la traversa. Rispondono subito i padroni di casa. Portovenero per Roll, si sovrappone Doddis. Servito, di prima intenzione, poi per Arena, il tacco, nuovamente per Roll. Dentro per Portovenero, il cross! Capisce tutto Gulli che anticipa Ambriano. Ancora Doddis, stavolta per vie centrali. Verticalizza per Portovenero, l'anticipo di Biondi, poi scambio con Fabrizio Scapellato che prova a verticalizzare immediatamente per Carbonaro. Posizione giudicata regolare, Carbonaro qualche difficoltà nel controllo, si gira, prova il destro, di poco a lato. Mezz'ora di gioco, altra punizione per gli ospiti, la batte subito Biondi per Fabrizio Scapellato, dentro per Carbonaro davanti al portiere, Carbonaro la conclusione, traversa clamorosa. Dall'altra parte Piazzetto anche per il Riviera, lo batte Portovenero, morbido per Amante al volo, respinge Maniscalco e poi Arena spara alto. Ultimi scampoli del primo tempo, Doddis prova a ripartire in velocità il Riviera. Doddis resiste alla carica di De Leonardis, poi scarica sul Roll. Allarga a destra per il movimento di Ambriano. Ambriano, uno sguardo in mezzo, il cross, tocca Portovenero, esce Maniscalco sui piedi di Arena e riesce a respingere. Non è finita l'azione, pallone a Roll, a giro verso la porta, salva tutto Daniele Scapellato di testa. Subito un cambio di inizio di pressa per mister Calvaruso, fuori Biondi e debutto stagionale per Flavio Zanella. Avvio di secondo tempo propositivo e aggressivo dei padroni di casa. Roll verticalizza, respinge Gulli. Ancora Roll, scarico su Ambriano, allarga a destra verso Maceli, il traversone per Portovenero che svetta più in alto di Lopez e batte di testa Maniscalco portando in vantaggio il Riviera Nord. Continuano a spingere i messinesi, qui Spampinato costretto ad allontanare, recupera Roll, si fa vedere Portovenero, servito. Portovenero dentro per Di Marco, scambiano i due, allontana Lopez, rimpallo su Gulli, la palla passa per Portovenero che cade in aria, calcio di rigore per il Riviera. Dal dischetto va De Marco, centrale, para con i piedi Maniscalco che poi blocca in due tempi e salva la porta del Santa Venerina. Si gioca il tutto per tutto mister Calvaruso, fuori Fabrizio Scapellato, un centrocampista, dentro Crisilione, un attaccante. Minuto 74, Basile per De Leonardis, si gira, allarga poi a sinistra dove c'è Zanella. Zanella va all'1 contro 1, poi torna indietro, imbucata per De Leonardis in aria, De Leonardis basso, palla respinta, poi Sinatra col destro all'angolino. Totò Sinatra, la firma del numero 10 che vale il pareggio. Si apre adesso la caccia al gol del sorpasso. Scapellato per Sinatra. Sinatra si gira. Poi tocco dentro per Crisilione. Crisilione accelera. Lascia sul posto l'avversario, il traversone dentro per Carbonaro al volo col sinistro. Nino Carbonaro completa la rimonta. A 10 dalla fine il Santa Venerina in vantaggio. Riviera adesso nettamente alle corde che prova in qualche modo a resistere alla spinta degli avversari. Testa di Brancato. Poi prova a mettere ordine Gulli. Spizze di testa De Leonardis. Il controllo di Sinatra. Sinatra, grande palla per Carbonaro. Carbonaro il tocco morbido. Nino Carbonaro. Ancora lui. Ancora una doppietta dopo quella al Mascali in Coppa Italia. Partita ormai in ghiaccio, ma rossoblu che continuano a spingere. Punizione laterale. La batte Sinatra direttamente in porta. Una punizione che beffa Capilli mentre stava sistemando la barriera. Non aveva chiamato la distanza Sinatra, che sorprende l'estremo difensore avversario. Battute finali dell'incontro, Spampinato per Basile. Basile verticalizza verso Crisilione. Crisilione accelera, l'assist per Sinatra, posizione regolare. Sinatra salta Capilli. Sinatra a porta vuota. Salvo Sinatra. 5-1. Tripletta personale per lui, la prima in carriera. Con gli ultimi 20 minuti giocati in modo straordinario, il Santa Venerina si prende di forza la prima vittoria in campionato, dimostrando già per la seconda volta grande resilienza e spirito di squadra. Bisogna proseguire su questa via per affrontare un campionato pieno di insidie. Oggi sono arrivate risposte importanti da tutto il gruppo, vedi Maniscalco decisivo con rigore parato e vedi Crisilione dalla panchina. Mercoledì si torna subito in campo per il ritorno di Coppa Italia contro il Mascali, con l'obiettivo di conquistare la qualificazione al turno successivo.